Oh, vicino allo scudetto che stanno, no? Ce lo auguriamo. No, la mamma vece, che mi auguro. La mamma massacrato quanto? La mamma ammazza tutti. La prima a Verona fino all'ultimo. Gente di Maro, eccoci qua. Salve, Buongiorno, come va? bene. Lei è venuto in muta? No, è venuto in bici. Ma dico, non le stringe un po' il... Il melone, il cocò. No, più giù. Ah, no, tutto a L'altro frutto. posto. No, quello ormai è stato raccolto. Ormai è andato? Sì. Non c'è più. No, per carità. Benvenuti all'ottava puntata di Gente di Maro. Oggi partiamo con domande sulla scaramanzia. Hai un rito scaramantico nel guardare le partite? Stare da solo, Già sta solo lì, cosa facendo per tappes? perché i pesta vicino fanno malamente, cioè non vanno bene. Da solo a casa, non voglio nessuno a fianco a me. Faccio certe cose che non dovrei, dico certe cose che non dovrei e quindi è meglio che sto da solo. Fai solo che mi va accompagnato, come si dice? Advenata parte. Mi siedo sempre sulla stessa sedia. Io sul divano, mi metto là e mi con Napoli. Sia con la chiave, mais e me la cucco. Il signore ha un rapporto speciale con il sonno. Ho fatto che si rompe se come creatura, si non devo pigliare sì. Rito scaramantico mio, mi vedo sempre la partita in piedi. Annanzi alla televisione, parlo con la televisione, come se stesse pure là. No, io invece un corno che uso ogni volta che c'è la partita del Napoli. Strofino. Come ha strofinato il naso adesso? Esattamente. Sono 3 anni che indosso sempre la stessa maglietta, stessa posizione sul divano, volume della televisione a 38, non di meno, non di più. L'anno scorso però non ha funzionato. L'anno scorso non c'era rito scaramantico che tenesse. La scaramanzia a volte non basta, potrebbe pagare di più la cura Conte. Tra i giocatori che l'anno scorso hanno deluso, chi Conte può revitalizzare meglio? Con il favore, non passa, abbiamo come cavallo. Sicuramente Rachmani e tutti i difensori. Un Cagiuste magari ci fa una sorpresa o un Nathan ci può fare una sorpresa. Mazzocchi farà un grande campionato. E anche Sa penso che potrebbe trarre molto giovamento dalla cura Conte. Allora lui sa corre tanto, è Lindstrom, però mi sa che andrà via però adesso. Purtroppo voci di mercato quasi certe. Stasera sul palco in piazza Di Maro ci sarà Antonio Conte che risponderà alle domande dei tifosi. Stasera Conte incontra i tifosi. A che ora? Verso le 9. Chi lo conta una capa fresca, chi non so dove. Cosa chiederesti a Conte? Se Nathan resta, A lei piacerebbe che restasse? sì, lo vedo molto snellito, molto in forma. Oh, vicino allo scudetto che stanno, no? Quanto li sta spremendo i giocatori? Come era tu parrucchino? Realmente si fida di Lukaku come attaccante. Non c'è miglior giocatore da prendere al posto di Lukaku? In attacco no Lukaku, lui chi sceglierebbe? Mi piacerebbe sapere i vari Gaetano, Foloruscio, che sono un po' sul limite, cosa faranno. Se nel 3-4-2-1 può dare fiducia a Lindstrom. Se secondo lui può diventare il Ferguson del Napoli. Mister Conte, qual è l'idea di modulo che ha in mente? Si fida di questo progetto ed è lungimirante quanto basta per portarci a vincere qualcosa. Ma è finalmente arrivato il momento della nostra classifica ruolo per ruolo. Oggi è il giorno degli esterni d'attacco. Qual è stato l'attaccante esterno più forte del Napoli di De Laurentiis? Lavezzi. Callegon. Quaraschelia. Gagliacon. Insigne. Mertens. Pasche. Secondo me Pacio Lavezzi. Caglion. Politano. Insigne. Lavezzi, Anche per me Lavezzi. Per una macchina di guerra. José Maria Callejon. Vara. Mertens. Insigne. Lavezzi. Caleon. Kvaraschelia. Lavezzi. E poi c'è Lavezzi, sta qua ragazzi. Mertens. Quaraschelia. Cavastelli. Cavastellia. Calleon, fenomeno. Vara. Politano. Mertens. Pocio. Gagliacon. Quaraschelia. Cagliacon. Callejon. Callejon. Callejon, ma di tutti i tempi, non solo recente. Lavezzi. Insigne. Vara. José Maria Callejon. Cavaraschelia. Caglion, Cavaschela. Vara, il più talentuoso. Domani torniamo con le prime punte, ma concludiamo questa puntata con un momento nostalgia. Il tuo ricordo più bello, più romantico, più nostalgico legato al Napoli? Un nostalgico, quando se n'è andato Cavani. Stavo proprio male. Piangevo da solo. Riguardando i suoi gol, stavo malissimo. Lo gol di Lavezzi contro il Cagliari. Lo rivedo un sacco di volte i video, bellissimi. All'ultimo secondo. All'ultimo secondo. Fischia. Fischia, la suttata là sotto. È stato bello anche, non si fa. Per la pallonata Allegri che la Juventus ci voleva. Napoli-Lazio, Maradona fu sostituito da Ciro Muro. Nel pubblico diceva ma che ha da fare, manca una coscia. Poi a pochi minuti dalla fine stavamo sul pareggio, punizione dal limite, Ciro Muro va al tiro e segna. Il Napoli vince, lo stesso che diceva che ha da fare, Murodona! Nonostante viviamo a Venezia siamo riusciti a prendere biglietti per la festa scudetto Napoli-Sampdoria e quindi aver vissuto la festa scudetto con lui allo stadio è stata un'emozione. Siamo stati dalle 10 del mattino fuori lo stadio, siamo tornati a casa alle 4 di notte. Quello è stato sicuramente, c'ho ancora i brividi. Io ti parlo di qualche partita di
Serie B in cui ero un ragazzino solo sperduto in Piemonte a tifare Napoli in tutta la scuola. Mi ricordo un 2-2 con la Juve, è stata una gioia. Come quest'anno abbiamo fatto schifo tutto l'anno, ma vincere contro la Juve è sempre una gioia, no? Come mi insegnano, prima anti-juventino. Sono in Svizzera, lei è inglese, ho fatto innamorare anche lei del Napoli. Proud to be Napoli, no? Proud to be Napoli. Tu sei inglese? È inglese da Londra, proprio doc. È tifo per il Napoli grazie a questo uomo qua. Con 4-5 squadre che stanno a Londra, no? Che ne so, Chelsea, Arsenal, Tottenham. Non seguivo tanto il calcio e poi mi ha introdotto a Napoli, mi piaceva come giocava, mi piaceva anche la comunità e adesso sono tifosa anch'io. I am a fan of Napoli, molto. Quindi forza Napoli? Always. Ci deve essere per forza lei. Infatti l'anno scorso non ha seguito tanto le partite con me, abbiamo fatto schifo. Voglio forza Napoli. La gente sono malata. Morno facendo l'infarto per un Napoli. E chi si fa nei cibo? Gente di Maro, eccoci qua. Calcio Napoli 24, torna in città. Quello di Alici, chiacchiere in giro. Battute, risate, interviste ai tifosi durante il ritiro. Forza